Adesso un breve cambio palco che noi diciamo sfrutteremo per andare a conoscere meglio uno degli ospiti di questa sera che vi ho già annunciato prima, ma rifacciamoglielo un applauso perché se lo merita, signori e signori, Ivan Cazzola. Pensavo chiamassi un altro, infatti ho aspettato. No, chiamo te, ci mancherebbe. Io voglio presentare Vittorio Cane questa sera. Sì, che non lo puoi presentare così perché ha cambiato nome, lo sai? No, non lo sapevo. Adesso te lo spiego, non si chiama più Vittorio Cosa è Cane. successo? Praticamente ha intrapreso un cammino, come dire, ha voluto migliorarsi, mistico, e quindi l'ha preso in maniera quasi sportiva. E stasera va bene così, non so. verrà come atleta, diciamo, viene con questo suo nuovo progetto. Si è buttato nello sport. No, fa sempre quello, però ha cambiato nome. Diciamo, lo fanno in tanti, questa cosa qua, non è l'unico che ha questo genere di. Vabbè. Però diciamo, mi sembra anche un personaggio che in qualche modo può servirci per raccontare un po' quella che è la tua vicenda, perché adesso diciamo abbiamo accennato di questo nuovo spazio che tu hai aperto, che è Comodo 64, che come lo possiamo definire? Non lo so, è un po' indefinibile perché tante cose messe assieme. E tante cose messe assieme. Sì, è studio, è spazio espositivo, cos'è? Non è indefinibile. È un posto indefinibile, è un posto che difficilmente, diciamo, bisognerebbe, chiaramente invitiamo a visitare, c'è sito e quant'altro, ma difficilmente magari è comprensibile a chi non conosce magari un minimo la tua storia. Io cosa posso dire? Posso dare qualche accenno? Ci siamo conosciuti che diciamo eri uno stilista. Era uno stilista, c'era Progetto Darden, facevamo le magliette, dai. Ma che magliette, facciamo, che magliette, poi tante cose, tante avventure. Il Barcode, un locale che ormai non c'è più ma che ha segnato le notti dei torinesi nei primi 2000. Sì, 2003, sì. Forse qualche anno prima ci siamo conosciuti. No, ci siamo già conosciuti qualche anno prima perché c'era un locale storico che si chiamava Paris Texas, diciamo proprio le cose come stanno veramente, che è un locale molto chic, anche già il titolo la diceva lunga dalla tua gente chic, molto molto chic. E il Barcode, dove noi siamo riusciti anche a inventarci, come dire, dei format, abbiamo fatto una serie di serate. Duel, vuoi ricordare tu com'è nato? Perché tu sei stato anche un grande direttore artistico. L'hai raccontato prima te, però abbiamo sentito solo io e te, è chiaro. No, non so, adesso brevemente, Duel, che è questa sfida di sonorizzazione. Sì, perché era un periodo che facevamo un po' di serate al Barcode e abbiamo provato a fare qualche sonorizzazione. Sì. E tu mi hai ricordato prima che ti dissi belle queste sonorizzazioni, però sarebbe meglio invitare due musicisti così portano più gente. Sì, sostanzialmente diciamo questa era la motivazione artistica che ci ha portato a mettere. Non me lo ricordavo io. Esatto, tu non te lo ricordavi, me lo ricordavo io, e da lì diciamo ne abbiamo fatte tante, ma diciamo l'ultima che qui i torinesi ricordano ancora con un po' di nostalgia era l'angolo di New York che eri riuscito ad aprire in via Principe Medeor, il Rat, questo locale che effettivamente covo di pazzi qua dietro. Tu come sei riuscito, diciamo, a fare questa cosa così newyorkese lì a Torino? Ma non lo so, è un progetto che ha preso poi quella piega lì, forse perché era un periodo in cui ero un po' infognato di New York. Sì. Perché in realtà la tua passione è sempre stata, diciamo, l'immagine, no? In qualche modo, sia che sia in movimento. Negli anni, sì, ho coltivato questa vita parallela di fotografo, regista. Altri progetti, diciamo, paralleli ai locali, però poi, come ti dicevo prima, forse è il mio destino ritornare dietro un bancone come stasera. E infatti, diciamo che quando sei arrivato dietro il bancone sono subito ci hanno chiesto delle birre. Subito ci hanno chiesto da bere. Ci hanno subito chiesto da bere, però subito riconosciuti. Che ti devo dire? Evidentemente è un po' il nostro destino. Però c'è qualche problema forse, ma è bello però anche, diciamo, la vita, diciamo, dietro il bancone, perché è una sorta, tu fai un po' lo psicologo anche dietro il bancone, sì. Ma prima ero qua sopra e c'era, insomma, come dire, si riconosce subito l'avventore un po' da, come dire, da curare, da coccolare, quindi il barista è psicologo per forza. Il barista è psicologo. Sì, e negli anni nei locali ne abbiamo coltivati tanti qui a Torino, dai. Ne abbiamo coltivati, perché ci sono tanti casi che abbiamo aiutati tanti, forse dovevamo prendere anche dei soldi per questa cosa, insomma, però l'ASL non ci ha aiutato. Sì, mi verrebbe quasi a dire che è stata una cosa reciproca, perché ci hanno anche aiutato in tanti, diciamo. Sì, no, ovvio, è stata una maniera di starci dentro. Allora, tu tra l'altro anche come organizzatore hai organizzato delle cose pazzissime. Io non è che adesso posso ricordare tutto, perché poi sembra che dice mamma mia quante cose, però
però in effetti è vero. E adesso il prossimo gruppo che sta per che si sta per preparare, potete metterlo di sopra. Non so se ne hai mai sentiti, però No, però mi fido di te, poi non lo so, mi piace diciamo stasera. con la New Wave come hai rimesso Bene, dai. Eri partito subito con la New Wave, poi ti sei Sì, però eri un eravamo po' io, più te, Alberto Campo. esatto, però io dovrebbe venire qua, dobbiamo invitarlo, Alberto Campo, che salutiamo, e poi sono cambiate, poi sei passato all'hip hop, L'elettronica, rave, Elettronica. le droghe, poi siamo finiti qua, insomma. sì, quella diciamo cioè, poi siamo finiti qua. Questo Un po' di nostalgici dei rave. sì, ma guarda, ma fra un po' li andiamo a trovare di sicuro, perché quello qua è tutta una generazione. C'era diciamo, Vittorio un po'. Cane che C'era- stava applaudendo. Ma non è più Vittorio Cane, non lo puoi più chiamare così. No, io stasera lo chiamo Vittorio Cane, poi fai tu, non so. Vabbè, anche noi lo Se chiamiamo non sale Vittorio sul palco non è colpa mia. Adesso poi cercheremo di farcelo raccontare, Ha creato il caso con questa cosa che è sparito per un po'. Tu lo sai che è Sì, sparito. ma chi dici Vittorio? Vittorio Cane, Sì, 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 sì. ma l'ha fatto apposta, sicuro, per andare poi nei soliti giornali, Novella 2000, insomma. Lo Sì. cercano. Lo cercano. Pensi di invitarlo a Comodo 64? Cosa Non so- vorresti fargli non- fare? Non Cosa so vorresti- se viene, perché molte volte l'ho invitato, ma non accetta gli inviti ormai. Ecco, ma siccome è molto eclettico come artista, diciamo, se tu fossi il suo manager, cosa gli faresti fare? Non ascoltarlo adesso, cosa gli faresti fare? Non lo so, cosa dici tu? secondo- Atleta L'atleta mi sembra una bella idea. Sì, ma lo vedo già con le polsierine da tennista e la fascetta di spugna in testa, non so. Sì, boh. potrebbe. Questa è la clac, non è stata seguita. Potrebbe fare, diciamo, quei giochi che non si usano più. A lui piacciono quegli sport che oggi non vanno più, cioè gli sport che non. Le non si- bocce. le Non so. bocce, per Sì, esempio, sì. questi sport qua che in Burraco, effetti non dopo i 30 anni vanno molto bene. Va bene, noi abbiamo un po' allungato, diciamo, il brodo. È bellissimo, sembra di stare al Muppet Show. Sembra di stare al Muppet Show, ma diciamo l'abbiamo dovuto fare anche per questioni tecniche, perché come vedete abbiamo allestito una grande produzione. Io adesso anzi vieni pure a vedere il banco che sia tutto a posto, perché tanto io non devo fare niente a parte parlare, perché sta per arrivare una band che pensa dopo stasera, se non sbaglio, addirittura farà una roba come una tournée di 20 date. È una cosa che non si sente più, è vero? 20 date sono tante. Incredibile. Ecco, rimettiamoci così in postazione. Allora, Ivan, Arriva, sta sta per arrivando. arrivare, l'abbiamo detto. L'hai tenuto prima. per ultimo apposta. Sì, l'ho tenuto per ultimo perché comunque so che c'è una grande attesa qui a Torino, perché è sparito, nel senso che letteralmente ha cambiato nome. Stiamo sì, parlando sì. di chi? Di Vittorio Cane. Grande. Vediamo come sarà stasera sul palco. Vediamo come sarà stasera. Ci sarebbe anche da scoprire come mai ha cambiato nome. Io non so. Forse anche look, forse dicevamo prima. Boh. Forse anche look. Io non forse l'ho ancora anche- visto stasera. Boh, Forse vediamo. anche i generi. C'era chi vociferava che, insomma, ho sentito dire, beh, ma dopo Vittorio Cane sono usciti talmente tanti cani, perché Sì, effettivamente sì. lui è Troppi stato cani in impegnato- giro, si troppi diceva. cani in giro, che lui ha voluto un po' diciamo togliersi da questa però così qualche breve cenno storico. Stiamo parlando degli anni 2004-2005, quando c'è stato il primo successo del Vittorio Cane. tu te Sì, lo sì, ricordi? era più o meno quel periodo lì, era l'estate 2004, mi ricordo. Murazzi impazzava sul pezzo. Impazzava il suo pezzo, che era cosa? Ci proverò, no? Cosa c'è? Sì, varie, sì, varie sì, eventuali, sì. poi ci faremo raccontare. Tu all'epoca Grandi aspettative stasera, dai. stavi già, diciamo, maturando questa tua passione da fotografo, eri già. No, eri pensavo già- per Vittorio. No, per Vittorio. Sempre stato fan Sempre di stato Vittorio. un fan di Vittorio Cane, lo so, ma tutti noi chiaramente, a sua insaputa, anche perché a sua discrezione, lui poi fa di tutto per non farsi trovare, questo è chiaro, ma fa parte del personaggio. Esatto. No, dicevo, cos'era, 2004-2005, tu a quel punto in che cosa ti eri imbarcato? Qual Non era mi la tua- ricordo. non ti ricordi più? No. È chiaro, No, però che mi tu sono c'hai. sì, però mi sono sempre piaciute le immagini, dai, Ti sono sempre- sfogliare i giornali e guardare le immagini e non leggere. Non leggere, tu Sì, mai. Chiaro, non Mai, leggere o i mai. libri di scuola con quelle belle immagini. Quando poi a un certo punto hai detto, ma posso farlo anch'io di prendere queste immagini? Esatto, sì, sì. Che Però cosa- è partito un po' da lì, dai, diciamo, a parte gli scherzi, un po', come dire, amare tanto le immagini e poi in qualche modo cercare di, insomma, di fare il proprio percorso con chiamiamolo lavoro, insomma, però chiamiamolo anche se, lavoro. insomma, È un'esperienza. lo ritengo, esatto, più un gioco per me, insomma, come dire, no?
Sì, direi anche in qualche modo appunto un'esperienza di vita, perché poi ti ha dato anche la possibilità di come dire, inventarti anche soluzioni come quest'ultima di Comodo 64, Sì, dove un grande contenitore dove buttare tutte, diciamo, le esperienze degli anni e quindi utilizzarlo un po' come appunto grossa casa dove poter far tutto, insomma, con gli amici, e quindi principalmente il mio studio, e poi appunto stiamo lavorando tanto sullo spazio espositivo, sulla galleria, e ci stiamo concentrando molto sui progetti fotografici, che stiamo portando, insomma, tanta roba interessante, mi auguro, insomma. Adesso venerdì inauguriamo con questa nuova mostra di Araki, e ci sono 45 Polaroid di Araki, un documentario in anteprima, insomma. Abbiamo chiesto anche alla libreria Bodoni di fare un bookshop dedicato all'artista, quindi ci saranno tante edizioni insomma, introvabili, insomma. introvabili. Con la bella stagione poi direi che il Comodo 64 darà anche il meglio di sé. Esprime il meglio, Esprime meglio di sé. sì, perché abbiamo uno spazio esterno che utilizziamo sia come area di lavoro che, insomma, per i fruitori, diciamo, poi dello spazio per l'estate, quindi è cinema all'aperto e tante altre cose, insomma. È una sorta di antica casa romana, adesso, per darci l'idea, perché praticamente c'è questo cortile coperto con intorno tutta una serie di studi, e quindi adesso No, vabbè, non creiamo aspettative, No, siamo no, in no, periferia, no, è una siamo- fabbrica dismessa da anni, insomma, adesso questa casa Ecco. romana si aspettano di arrivare a casa di Versace, no? vabbè, ma quello uno si aspetta una cosa industriale, si viene a Torino, è chiaro, è normale. Siamo Noi- abbastanza sfigati, dai, diciamo. No, vabbè, però è insomma, giusto, è stiamo giusto, bene nel nostro essere sfigati. una zona di periferia, poi tu mi stai parlando praticamente di quasi barriere di Milano, Sì, che ormai è sì, diventato sì. un quartiere che tu sai, Ormai reclama è- anche l'autonomia, insomma, sì. cioè, è diventato un quartiere particolare. Quindi, È la nuova San Salvario di lo prossimo. possiamo dire, la nuova San Savario, anche perché ti ci sei ficcato tu. Noi dobbiamo parlare molto, anche perché credo che stanno facendo altrettanto nel backstage. Credo che si stanno passando gli accordi, state ripassando gli accordi, siete quasi pronti. Si C'è sta Vittorio? cambiando Vittorio, Si sta cambiando. sì, si sta vestendo, non so, vedo perché- cose strane. Ah, perché tu avevi inteso questa Sì. cosa qua, che c'era proprio un cambio di look. Sì, secondo me arriverà un'altra persona, non so. Ma magari il pubblico, perché ce ne sono molti qui che lo aspettano, vogliamo magari fargli un applauso, perché se no non arriva più. È un po' timido. Poi adesso che sale sul palco si deve sistemare, cioè diciamo è uno spettacolo nello spettacolo. Ah, Eccolo, non ha eccolo. cambiato look. Ah, ma è bellissima sta cosa qui, quindi tu non hai neanche cambiato look, niente, cioè, no, ha cambiato look. Me dice lo che- immaginavo mascherato, non so, robe, immaginavamo le robe che magari si usano adesso. con una tra- tuta da sci, una cosa del genere, invece no, perché magari sta cosa dell'atleta, tra l'altro loro sono venuti sul palco ma non sono pronti, cioè questa è la cosa eccezionale. Dobbiamo Sono- ancora cazzeggiare. Ah, volendo- Eccolo, vedi che c'ha la maschera. Ah, ce l'ha la maschera, Grande. no, ce l'ha. È un personaggio mascherato. No, ma ci vuole ancora moltissimo tempo, perché io so com'è andata la cosa di Vai. tecnica, ci vorrà ancora molto tempo, quindi possiamo veramente così dilungarci in una maniera quasi vergognosa. Perché quella poi è anche la mia chitarra, lui figurati se adesso vedi Sì, sono incastrato. sì, tra l'altro ho assistito alla telefonata dove appunto ormai i musicisti Sì. non si portano neanche più gli strumenti. No, vogliono arrivare con Ci tutto il tocca backline. fare service fonico, tutto. L'unica è stata Nicole stasera, che è arrivata anche con la Stonebox, quindi c'è proprio una Nicole da cosa. New York, figurati. Deve Arrivata. andare poi a New York al quadrato. Allora io non so se fare un salto sul palco per dare una mano magari a Vittorio, io lo fa. No, tutto a posto. Ce lo fa. Se la fa. No, vabbè, se lo dice lui. Adesso vediamo. Ah, c'ha subito un ospite, ha chiamato Dejan sul palco. È un altro artista che dà una mano a un artista. Dejan, poi devi venire anche tu al salotto, adesso non te lo dico così. Stiamo pronti. A posto Sì, siamo stasera. pronti? Siamo dalle parti di una performance qui. Io lo dico per chi ci dovesse ascoltare in radio, perché adesso abbiamo Non è il una. berretto di Dejan, guarda. Abbiamo Dea che berretto dell'Olanda, cos'è? Sì. Berrettino ricercato. A caso. Ma lui è un esperto di quelle cose lì. Allora aspetta, dobbiamo fare qualcosa tipo un soundcheck, vediamo se mi arriva tutto quanto, vediamo se la linea è giusta. Ecco, la chitarra. Questo ci arriva, questo c'è, è eccezionale. Adesso per la chitarra giustamente aspettiamo ancora un po'.
Allora, poi la Esce tolgo. sempre un po' anni 80, non so come la serata, forse un po'. E un po' la sera, forse anche Buonasera a tutti. Non c'è. ti presenti così. Vabbè, bravissimo, bravissimo. Vabbè, fateglielo un applauso però. Era tanto tempo. Allora, tu vorresti sentire anche la chitarra? Ecco, vediamo se riesco a fartela sentire, suona un po'. Ma devi togliere però il... Ah, l'hai già tolto.